C'era una volta un bambino. Questo bambino si chiamava Pordenone. Pensava spesso e pensava come sarà da grande. Leggeva. Leggeva per vivere nel mondo delle favole. Giocava come tutti i bambini per divertirsi. Mangiava. Mangiava il piatto preparato dalla nonna, il fricco e la polenta. Dormiva e come tutti i bambini sognava di crescere in fretta. Pordenone cresce ed è curioso di conoscere la sua famiglia e il suo territorio che lo circonda. Pordenone viaggia e arriva ad Aquileia per scoprire le sue radici più antiche. Pordenone parla con gli anziani che raccontano le loro storie di guerra e ascolta le esperienze di vita. Pordenone ammira la bellezza architettonica del territorio e a Spilimbergo conosce l'arte del mosaico. Pordenone capisce che la musica è la forma di comunicazione per eccellenza e a Vajont il concerto di Remo Anzovino gli ha toccato l'anima e si chiede come mai nel luogo da cui proviene la musica manchi. Pordenone scopre la bellezza della natura a Barcis e si dispiace di essere uno dei pochi che ne possano godere. Pordenone viene invitato a uno degli eventi più importanti, Pordenone Legge. Visita gli stand dei libri, partecipa alle loro presentazioni e parla con gli autori famosi. Pordenone visita Aria Science Park di Trieste, il polo della ricerca scientifica e tecnologica. Pordenone partecipa al convegno sul Cross Cultural Marketing, tenuto da Tiziano Vescovi, che gli spiega come superare gli ostacoli interculturali tra Cina e Italia. Pordenone segue la lezione della professoressa Chiara Mio e capisce la importanza dello sviluppo sostenibile. Pordenone alla fine discute con Sara Roccuto sul tema dei social network e le nuove forme di comunicazione, ma ogni volta che vorrebbe connettersi non ci riesce! Pordenone si reca a lavorare dai principi di Porcia alla fattoria di Azzano e sfrutta le sue conoscenze linguistiche per promuovere i loro vini nei mercati esteri. Il conte Guicello gli mostra la sua azienda, caratterizzata da una sinergia di tradizione e innovazione, agricoltura e tecnologia, rispettando l'ambiente. Pordenone si presenta all'EPS e al Mulino, dove viene accolto in modo caloroso e dove gli viene spiegato che l'azienda è a conduzione familiare da generazione e lo scopo delle nuove leve è quello di sviluppare e far crescere l'azienda con idee moderne. Pordenone scopre un'altra realtà aziendale, la cooperativa agricola Il Seme, in cui il principale obiettivo non è economico, ma sociale, cioè lavorare per aiutare gli altri. Pordenone trova la sensibilità nel mondo lavorativo, l'empatia e il rispetto nel rapporto con i colleghi, forse perché il benessere delle persone è più importante dei guadagni aziendali. Noi siamo come Pordenone, dall'infanzia fino al mondo adulto, sognando, crescendo, scoprendo, imparando. Senza quasi rendercene conto, siamo giunti a questa fase della vita. Ci siamo trovati in una città con dei problemi, però con tante potenzialità. Un luogo dove si può crescere, sognare e anche essere felici. Siamo stati fortunati ad aver conosciuto dei giovani italiani che ci hanno fatto sentire come a casa nostra. Viviamo oggi un periodo difficile, ma crediamo nelle nostre possibilità e capacità di superare questo momento. Perché il futuro dell'Europa e del mondo siamo tutti noi. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa. Obrigado. Спасибо. Gracias. Muito obrigada! 谢谢。